ok. Signore e signori, buonasera. Fra pochi istanti inizierà gara 17 di campionato nazionale A2 Girone A fra Hockey Tiene e Seregno Hockey. Presentiamo le squadre in pista. Seregno Hockey scende in pista con Riccardo Alberio 21, capitano, Mattia Schirino 4, Edoardo Febbo 36, Mauro Fiazza 3, Riccardo Tessarolo 19, Luca Tremolada 17, Marco Tremolada 33, Luca Vaghi 30, Filippo Dimone 10, Leonardo Reggio 12, allenatore signor Luca Giaroni. Ed ora Hockey Tiene di mister Nicola Retis. Nicola Comin 18, Pietro Nuotti 6, Marco Mandarini 7, Tobia Spellizzari 8, Alberto Rigo 9, Andrea Poli 13, Filippo Ballardin 16, Alessandro Conzato 17, capitano, Damiano Dal Pra 19, Alberto Dalla Vecchia numero 10, direttori di gara il signor Francesco De Palma di Giovinazzo e il signor Luca Garzotto di Sarcedo. Buon spettacolo! Gentili appassionati, ascoltatrici ed ascoltatori, buonasera e ben ritrovati qui dal Palaceccato di Tiene. Pronti all'incontro della squadra di casa contro il Seregno Hockey, gara 17 del campionato nazionale di Serie A2 Girone A, praticamente penultima partita di campionato. Dal canale YouTube della FIRS e col commento di Modesto Dilda, un buonasera a tutti voi. Come dicevo, siamo arrivati all'ultimo incontro qui casalingo del Hockey Tiene. Dalla pista Ceccato, l'ultima volta infatti che si schiera la squadra di Mister Retis, che si schiera qui in campo al Ceccato, la pista Ceccato di Tiene per l'incontro, il penultimo incontro di campionato 2024. Allora, le squadre sono già in pista, vedete in divisa bianco-verde il Seregno Hockey alla vostra destra, mentre con la classica divisa giallo-blu, più blu che giallo, alla vostra sinistra già schierata la formazione di casa del Hockey Tiene. Posso già dare il quintetto di partenza che vede il gargantuesco portiere Nick Coming, numero 18, in porta per l'Hockey Tiene. Poi abbiamo col numero 9 Alberto Rigo, col numero 13 Andrea Poli, col numero 16 Filippo Ballardin e con il numero 17 il capitano Alessandro Conzato. Vediamo invece la squadra schierata da il mister Giaroni Luca, che ha mosso palla proprio in questo momento. Allora, il quintetto di partenza vede in porta Filippo Dimone con il numero 10,
Tanto le prime schermaglie sono già cominciate, il Seregno logicamente è già partito, ha sprombattuto i propri giocatori. Adesso passaggio di Conzato a Poli e la prima conclusione dell'Hockey Tiene di poco sopra la traversa. Vediamo, allora, stavo dicendo il quintetto di partenza del Seregno Hockey vede in porta col numero 10 Filippo Dimone, poi abbiamo con il numero 4 Mattias Chirino, con il numero 17 Luca Tremolada, con il numero 36 Edoardo Febbo e con il numero 3, se non vado errato, Mauro Fiazza. Ecco, questo è il quintetto del Seregno Hockey. Squadre che viaggiano a non tantissima distanza in classifica, certamente, solo che il Tiene è attualmente terzo, mentre il Seregno con 12 punti è penultimo in classifica. Una partita molto importante questa sera, perché può determinare ancora i giochi. Tiro intanto di Fiazza, conclusione molto buona, si è riuscito a liberarsi per far partire il tiro e è riuscito Nicola Comin, il portiere del Tiene, a rintuzzare la conclusione con il casco. Ripartenza del Tiene, Rigo che si libera, va a conclusione, però il tiro è di molto a lato. Infatti anche mister Retis del Tiene richiama i propri giocatori ad una concentrazione maggiore, perché il Seregno ha messo in campo un agonismo notevole questa sera e quindi non bisogna mai sottovalutare soprattutto le partenze che possono prendere in contropiede un atteggiamento un po' blando da parte della squadra di casa. Fiazza adesso che muove palla, ecco il Seregno con Chirino, scende sulla sinistra, cerca l'appoggio al centro, viene bloccato da Filippo Ballardin che rilancia l'azione, serve Rigo, però sventa subito il Seregno. Come stavamo dicendo, il Seregno ha tutta la necessità di vincere questa sera, di portarsi a casa l'intera posta, perché viaggiando in penultima posizione a 12 punti non è ancora detta l'ultima parola per potersi salvare. Infatti la squadra soprastante, che è il Montecchio Precalcino, a 15 deve per forza vincere, anche perché l'ultimo incontro di questo campionato vede proprio poste le due formazioni, Seregno che ospiterà il Montecchio Precalcino, quindi potrebbe ancora giocarsi le possibilità di restare in questa serie. Quindi molto importante per la squadra ospite. Infatti è scesa in campo con il piglio giusto, aggressivo, quel che conta, tanto per far capire che probabilmente la posizione della classifica non è proprio quella giusta e vuole ribadirlo proprio questa sera qui a Tiene contro la squadra che attualmente, anche se a pari punti, è terza in campionato. Allora vediamo, si sta sviluppando l'azione, tiro di Rigo al volo, ma conclusione alta, il giocatore un po' troppo spostato all'indietro, non è arrivato giusto con la stecca e quindi non ha potuto concludere nel migliore dei modi. Partenza di Chirino, lascia due giocatori del Tiene a terra, fa conclusione, deve metterci tutto l'intero corpo Nicola Comin per intuzzare il tiro. Adesso subito il ribaltamento di fronte, ma è pericolosa l'incursione di Chirino che ha lasciato a terra almeno metà squadra del Tiene. Adesso è Tremolada che si
viene su in azione per carità individuali, ma che si stanno sviluppando e trovano spazio bucando la difesa del Tiene, che evidentemente non era preparata ad una partenza così fulminante da parte della squadra ospite biancoverde del Seregno Hockey. Ancora insiste il Tiene, chiude Chirino, ripartenza di Tremolada, scarica su Febbo, Piazza adesso, giovani questa squadra del Seregno. Il passaggio di Chirino viene bloccato da Comin, che destina la pallina addosso al volto di Filippo Ballardin. Niente di preoccupante, solo il colpo fortuito. Palla ancora al Tiene. Quando siamo al quarto minuto di gioco, il risultato fermo ancora sullo 0-0, non si è sbloccata la partita nonostante le varie incursioni. Adesso secondo fallo del Tiene, Filippo Ballardin stringe alle corde, si potrebbe dire, sulla balaustra il giovane Chirino e commette fallo. Muove palla il Seregno da Febbo finta, passaggio a Tremolada, tocca appena per fortuna, pericoloso il Seregno, ancora conclusione di Chirino, molto insistente, molto pericolosa l'azione del Seregno, che è sceso in campo con una determinazione che sta mettendo in seria difficoltà i tienesi, che fino a questo momento i giallo-blu non sono riusciti a reagire. Adesso è il capitano che cerca di richiamare l'attenzione di Poli dalle retrovie, viene in avanti, si porta sul portiere, passaggio ancora a Poli, altro tiro rasoterra, ancora palla a Poli, alla fine la perde per l'azione del giovane Fiazza, se non vado errato. Ballardin, alza la pallina, troppo sopra l'asta. Ottima l'incursione di Ballardin, però forse la prima azione che è riuscito a mettere da solo davanti al portiere, primo giocatore. Intanto ha già effettuato un cambio Mister Retis, ha messo dentro Pietro Luotti col numero 6, tanto per dare velocità e dinamismo alle incursioni del Tiene, che fino a questo momento non è riuscito ad impensierire un Filippo Dimone, ben piazzato in porta. È notevole per il momento la prestazione del Seregno. Adesso sbaglia l'appoggio Tremolada, riesce però a recuperare palla. Chiuso però, la difesa è piazzata, i suoi compagni sono tutti all'indietro. Deve partire da lontano Chirino va al tiro, para Comin, e la parata sottolineata anche dall'applauso degli ospiti sulle tribune, che stanno incitando i propri beniamini di casa. Ancora il Seregno, partito a tutta velocità in quarta, si può dire. Sta subendo il Tiene, non riesce a reagire con le dovute maniere. Altro cambio, entra col numero 7 Mandarini, sta facendo girare la squadra. Quando siamo al settimo minuto del primo tempo, ha capito, il mister di casa ha capito che la squadra era un po' in difficoltà, cerca di trovare i giocatori giusti che possano dare gioco, resistenza alle incursioni del Seregno. Sceso qui a Tiene con una capacità di attacco notevole, una determinazione e una voglia di fare che sta mettendo in seria difficoltà il Tiene. Adesso è Poli, tiro passaggio, non va a buon fine né una cosa né l'altra. La pallina esce,
Conclusione di Tremolada, parata ancora col casco di Nikomin. Si fanno insistenti le conclusioni del Seregno all'8° minuto del primo tempo. Risultato sì, fermo sullo 0-0, la partita molto intensa, una partenza bruciante da parte del Seregno, bella da vedere, e vediamo se la squadra di casa riuscirà a reagire con le dovute capacità che gli consentono le proprietà agonistiche dei propri giocatori. Vediamo ancora Fiazza, si libera, va al tiro ed è rete, l'avevo detto, insistente l'azione del Seregno che porta in vantaggio Fiazza all'8° del primo tempo. Ancora si è liberato del proprio giocatore. Sono partenze brucianti individuali, per carità, ma hanno sortito l'effetto dovuto. Infatti Fiazza si libera, va al tiro e riesce a superare Nicola Comin, che fino a questo momento aveva reagito con le dovute capacità. Allora tiene un po' troppo precipitoso Luotti, dà un passaggio a Mandarini che viene raccolto però dai giocatori del Seregno e quindi ripartono con l'azione. E Febbo che scende sulla destra, ben chiuso dal 17 del Tiene, Colzato, era riuscito a liberarsi, conquista palla il Tiene, Poli va al tiro, bomba, para però Dimone, ancora Luotti, parata di Dimone, ancora palla che danza davanti all'area del portiere del Seregno. Una doppia conclusione, belle le parate del portiere che non si è tanto scomposto, sta trovando forse il bandolo giusto il Tiene. Adesso scontro in attacco tra Febbo e Poli, e intanto quando siamo al 9° minuto del primo tempo sul risultato di 0-1 per il Seregno, primo time out chiamato da mister Geroni del Seregno. Vediamo se ci saranno dei cambi, vediamo con il 19 c'è Riccardo Tessarolo per il Seregno, poi è rimasto Chirino, è entrato mi sembra col 33, ecco sì, due cambi, entrano Marco Tremolada e Riccardo Tessarolo. Marco Tremolada col 33, Riccardo Tessarolo col 19. Nel Tiene invece cambia ancora notevolmente la squadra, tiene dentro solo Nicola Comini in porta, poi abbiamo rientrante Alberto Rigo col 9, Pietro Luotti col 6, Marco Mandarini col 7 e nuovo entrato Damiano Dalprà col 19. Rivoluziona la squadra, non trova l'assetto giusto, evidentemente non gli danno quelle garanzie, quindi il mister Retis dà giro di panchina e vediamo se troverà l'assetto giusto. Non dico che stiano incutendo timore, no, assolutamente no. Però con questa partenza stanno mettendo un po' alla frusta i giocatori del Tiene, che probabilmente non si aspettavano una partenza così bruciante. Adesso Mandarini, un passaggio micidiale di Rigo a Mandarini davanti al portiere, tiro che non trova lo specchio della porta. Luotti, questo momento, vediamo cosa ha fischiato, fallo di squadra, ma prima di entrare in area. Quindi fallo in attacco per il Tiene. Come abbiamo detto c'è Tessarolo di nuovo e Marco Tremolada. Rigo che scende, non trova compagni da appoggiare la pallina, deve girare
dietro la porta di Dimone. Palla al Seregno per fine del tempo trascorsi 45 secondi di possesso palla, quindi Fiazza a Marco Tremolada, movimenti brucianti da parte del... Adesso c'è un aggancio fra i due giocatori, alla fine è Luotti che sta dipanando la matassa per il Tiene. Rigo a Dalprà, incalzato da Marco Tremolada. Dalprà deve girarsi e scagliare su, pressato dall'avversario. Recupera palla Rigo, insiste nell'azione in attacco il Tiene. Vediamo all'indietro, adesso Damiano Dalprà ha fermato irregolarmente, semplice fallo di squadra, 2-2 il conteggio dei falli fra le due squadre, quindi partita in certo qual modo molto corretta quando siamo all'11° del primo tempo. Ancora il Tiene che insiste con il numero 6 Luotti, adesso perde palla per l'attacco di Marco Tremolada che dà all'indietro per Fiazza, altro tiro di Fiazza, questa volta c'è stata la deviazione di un difensore del Tiene, palla in attacco al Seregno, muove palla il Seregno con Chirino, Fiazza la trattiene, fa trascorrere il tempo, cerca di far piazzare i propri compagni. Chirino adesso incalzato deve passare su a Marco Tremolada che si stava liberando dell'avversario Luotti. Vediamo, insiste ancora nella costruzione dell'azione il Seregno con Chirino, scatto, tiro, bordata, para Comin. Palla ancora al Seregno e Tremolada che viene in avanti da Chirino che però sparacchia un brutto passaggio all'indietro, alla fine Fiazza è costretto a buttarla fuori. Rientra il numero 16 del Tiene, Ballardin. Palla in attacco con Dalprà, Ballardin, Mandarini, scatto bruciante, non riesce, l'ultimo tocco, ma intervento falloso, tremendamente falloso di Marco Tremolada, concede il rigore il signor De Palma di Giovinazzo, direttore di gara, assieme a Luca Garzotto di Sarcedo che coadiuva al tavolo. E quando siamo al 12° del primo tempo, rigore per il Tiene, si incarica Poli dell'esecuzione. Non vorrei commentare questo tiro, purtroppo per mirare il 7 la pallina è andata completamente fuori, quindi nulla di fatto, spreca anche questa occasione, tiro troppo fuori di Andrea Poli, quindi nulla cambia. Ancora in vantaggio il Seregno, viene su Ballardin, non riesce a liberarsi di Tremolada, deve ricostruire l'azione, allora è Dalprà, viene in avanti ma lascia la pallina a Chirino. Adesso un fallo, vediamo, abbiamo la possibilità di vedere il replay qui vicino, ma l'arbitro De Palma ha dato fallo di squadra. C'era stato un primo intervento
però effettivamente il 33 del Seregno è andato sull'avversario in maniera non regolare, infatti ha fatto bene il direttore di gara a combinargli il fallo di squadra. Adesso ancora il Tiene scatenato in avanti con Dalprà, viene fermato irregolarmente da Chirino. Si sta un attimino affievolendo l'azione del Seregno e il Tiene sta macinando un pochino gioco, sembra che stia reagendo, che stia cercando di risollevarsi dalla china pericolosa in cui era stato. Azione di Poli, tiro, alza la pallina, perfetta l'esecuzione, solo che sfiora il palo e non riesce ad andare in porta. Aveva alzato in una maniera irresistibile per il Filippo Dimone. Adesso ancora Poli e Poli alla fine si libera. Passaggio di Dalprà. Sentite il pubblico che sta dando la giusta ovazione alla rete di Andrea Poli, che al 14° del primo tempo riesce a portare in parità la propria squadra. Pareggio del Tiene, prima rete dei giocatori giallo-blu. Damiano Dalprà assistman, passa a Poli che non si fa troppo intimorire, riesce a far distendere Dimone e infilarlo sulla parte sinistra, e quindi pareggio del Tiene. Adesso vediamo la reazione del Seregno, affidata a Febbo che tira para Comin, rilancio di Conzato su Dalprà che non va a buon fine. Trascorrono i 10 secondi, palla in attacco del Seregno che ha già mosso pallina. È Febbo, uno dei più scatenati in questa prima parte del tempo. Alberio è entrato, nuovo entrato Alberio che tocca, stava mettendo in difficoltà Comin. Ancora passaggio di Poli a Ballardin che va a conclusione sotto le gambe, non riesce a superare Dimone, ma ancora si riporta in attacco il Tiene con Poli, e dà però a Dalprà troppo in posizione defilata. Allora ancora in avanti il Tiene, diciamo che non hanno ancora trovato veramente il filo di Arianna per portarli a progredire in questo match. È Febbo che viene in avanti, Febbo va a conclusione sotto le gambe di Ballardin che chiude, però non fa filtrare la pallina. Ancora il neoentrato Alberio che crea molte difficoltà, da Fiazza che non riesce a toccare proprio davanti alla porta, occasionissima per il Seregno. Ancora Febbo, Tremolada in questo momento diciamo che ha interpretato in maniera magistrale fino a questo momento la partita i bianco-verdi del Seregno. Ineccepibile la prestazione, niente da dire, sono scesi in campo con una volontà, una voglia, un agonismo veramente notevoli da rimarcare, e non come poteva sembrare potesse essere una penultima partita di campionato. No, proprio per niente. Stanno onorando il match in tutti i modi e con una forza di volontà notevole. Ancora Tremolada, piglia palla con Fiazza cerca di ritornargli la pallina, blocca tutto Mandarini, si scaglia in avanti Mandarini serve Ballardin, tiro di Ballardin, si distende Dimone, riesce a chiudere lo specchio della porta. Ottima lì il tuffo di Dimone. Ancora cambi fra le fila del Seregno e Chirino
che dopo aver fatto un po' di pausa fuori dalla pista è entrato a tutta velocità per andare a concludere 1-1 quando siamo al 17esimo del primo tempo, 1-1 fra le due squadre. Non riesce Poli ad andare al tiro, recupera palla Ballardin che lo serve nuovamente, Poli per Ballardin, Ballardin tenta il tiro piazzato ma non riesce a superare i pattini dei giocatori del Seregno, quindi palla in attacco ancora al Tiene. Diciottesimo del primo tempo, è Marco Mandarini che viene in avanti, il numero 7, un tiro non da par suo e infatti non lo commentiamo perché più sbilanciato di così non poteva essere. Ripartenza del bianco-verde, recupera palla Poli, serve Conzato, Mandarini, gira palla adesso il Tiene a centrocampo, gira palla, scende Poli ma attaccato da chiama due il signor De Palma e intanto il mister del Seregno Geroni, altro time out, è il secondo time out chiamato da Geroni. Non si è per niente affievolita l'azione del Seregno che quando ha la giusta opportunità scende in attacco e con tiri anche individuali e soprattutto anche nella ricerca del passaggio sta creando notevoli azioni pericolose. Il risultato di 1-1 come reti segnate sta molto stretto, comunque sia partita molto bella da vedere, da assistere. Gli spettatori infatti sono contenti e cercano di sostenere le proprie formazioni. Partenza a 2 come aveva decretato il signor De Palma. Porta sulla pallina e va al tiro, conclusione Alberio, va al tiro indirizzato perfettamente nella porta di Comin che però riesce a parare. Adesso Mandarini serve Ballardin, Filippo Ballardin al 19esimo del primo tempo. Ballardin segna la seconda rete per l'Hockey Tiene su passaggio di Mandarini che si era liberato di due giocatori, lo serve, finta il tiro immediato, si sposta quei 20 centimetri per mettere fuori uso il portiere Dimone che si era in parte lanciato nella parata e quindi lo infilza per così dire con una pregevole esecuzione, pallina sotto l'asta, prima rete di Ballardin della serata, 2-1 per la squadra di casa. Vediamo adesso Poli che riesce a recuperare palla ma entra uno scatenato Chirino che gli ruba la pallina e però non riesce in tempo utile a liberarsi della palla, a mandarla oltre la riga mediana, però è riuscito a chiudere la ripartenza del Tiene. Ancora in attacco Mandarini, veloce, Mandarini davanti a Dimone, da solo lo colpisce riesce il portiere con il braccio destro a chiudere. Forse un po' troppo affrettata l'esecuzione di Marco Mandarini, altra tiro di Ballardin, para Dimone e si porta in avanti
porta in avanti Alberio, mi sembra, chiuso da Poli in maniera però fallosa, decreta il fallo di squadra il signor De Palma. Siamo 4-4 il conteggio dei falli, quindi perfetta parità. Muove palla il Seregno, Febbo, Chirino, Tremolada, Alberio, ancora Febbo, è buono il passaggio di ritorno che però non è arrivato in tempo, chiude Ballardin, serve Poli, scambio con Mandarini, anzi incrocio, chiude ancora Ballardin, però non riesce a controllare la pallina che invece va a Chirino. Tiro di Chirino, esce Comin quel tanto che basta per chiudere lo specchio della porta sul tiro del Seregno. Conclusione di Mandarini, nulla di fatto, ancora il Seregno in avanti con Alberio che dà al nuovo entrato Fiazza. Chirino ha rimesso la squadra di partenza, il quintetto di partenza, il signor Giaroni ha rimesso il quintetto di partenza in questi ultimi 3 minuti e 50 secondi di tempo per vedere di pervenire quantomeno al pareggio. Tiro dalla metà campo, non fortunato, non trova lo specchio della porta, può ripartire la squadra giallo-blu e Poli che si incarica di portare avanti la pallina, serve il capitano del Tiene, il 17 Conzato, ancora all'indietro per Mandarini che viene fermato da Fiazza ma recupera palla, no, con difficoltà, e Fiazza per Chirino, chiude Conzato in maniera egregia. Aveva capito che stava ritornando il passaggio a Chirino, quindi gli tocca la pallina quel tanto che basta per disarcionarlo. Ancora in avanti il Seregno, partita faccia a faccia, viso aperto, e Luca Tremolada che serve Alberio tenta il tiro, chiude il capitano del Tiene. 2 minuti e 56 secondi al termine di questa prima frazione di gioco. Bisogna dire intensa veramente, due squadre che si sono affrontate a viso aperto, soprattutto merito del Seregno che ha posto un ritmo inferocito al match. Cambio adesso, esce Poli, entra Rigo fra le fila del Tiene, mentre fra le fila del c'è il numero 21 Riccardo Alberio, Fiazza, Luca Tremolada, non riesce, e Chirino non riesce l'ultimo passaggio. Ancora Luca Tremolada tenta di servire Alberio, insiste nell'azione di attacco, perde la pallina, recupera Rigo per il Tiene, allora è Conzato non va al tiro, ci ripensa, serve all'indietro, adesso Ballardin deve chiudere Rigo perché si era fatto rubare palla dal giocatore del Seregno. Ancora un momento confusionario da parte del Tiene che non riesce a realizzare l'azione di attacco, chiude però molto bene e infatti il tiro viene fermato da Rigo che va al tiro, palo clamoroso, non l'aveva visto Dimone, infatti il tiro non abbiamo capito neanche noi come sia riuscito a superare. È superato Rigo, Luca Tremolada da solo, Luca Tremolada chiude Comin, non si può passare. Rigo aveva compiuto quell'errore che tutti gli allenatori dicono di non, come ultimo uomo, mai scartare l'avversario, e infatti Luca Tremolada aveva rubato palla, si è indirizzato verso la porta del Tiene ma non è riuscito a superare Comin, quindi sempre 2-1 per il Tiene.
1 minuto e 13 al termine del primo tempo. E Chirino inferocito viene in avanti, riesce a tirare, tiro raso terra, ferma Comin, ancora un fraseggio con Alberio che non trova il secondo passaggio. Si inserisce Fiazza che invece di tirare tentava un passaggio, ancora il passaggio fermato dalla difesa del Tiene, ripartenza di Luotti, 30 secondi ancora Luotti, tiene palla, non riesce ad andare avanti, allora ancora può andare a conclusione il Tiene in questi ultimi 20 secondi, poco più. Rigo, ma Ballardin entra in area, si trova sulle spalle un giocatore del Seregno, se lo trova sulle spalle, lo vede il signor De Palma, non può far altro che dare il rigore. Effettivamente Luotti all'esecuzione. Luotti all'esecuzione al 24esimo e come potete sentire ha fatto rete. Il Tiene con Luotti, pregevole e perfettamente indirizzata sul 7 alla sinistra del portiere Filippo Dimone, perfettamente indirizzata, riesce a bloccare il portiere sulla porta, a segnare. Nicola Comin ribalza, restituisce pallina al Seregno, la pallina che gli aveva indirizzato verso la porta, col guantone la restituisce, palla alta, ultimo secondo o poco più, ultimo secondo di gioco, tiro asta, non suona il tempo, tutti si guardano in faccia. Comunque il signor De Palma ha fischiato la fine del primo tempo. Sul risultato di 3-1 per l'Hockey Tiene si conclude questa prima frazione di gioco. A risentirci fra 10 minuti circa.
Sì. Eccoci ritrovati qui sulla pista Ceccato di Thiene per il secondo tempo che vede le due formazioni, la squadra di casa dell'Hockey Thiene sfidata sulla pista casalinga dal Seregno Hockey. Il risultato del primo tempo vede in vantaggio i giocatori di casa per 3-1 in virtù delle reti fatte da Poli, Ballardin e Luotti. La prima rete però dell'incontro segnata da Fiazza all'8° minuto del primo tempo e con una prima parte del primo tempo molto notevole da parte del Seregno aveva messo in forte difficoltà il Thiene, che poi negli ultimi 10 minuti finali della prima frazione di gioco è riuscito a ribaltare il risultato, ad imporre più che altro il proprio gioco. Il direttore di gara, il signor De Palma di Giovinazzo, coadiuvato da Luca Garzotto di Sarcedo, sono entrati in pista, quindi è tutto pronto anche per il secondo tempo. Vediamo le squadre schierate, ci sono delle novità, vediamo il quintetto di partenza del Seregno Hockey che ha in porta ancora Filippo Dimone, poi c'è col numero 3 Fiazza, numero 4 Chirino, numero 19 Tessarolo e numero 21 Alberio. Il Thiene invece intanto ha cambiato il proprio numero 1, cioè il portiere si è alternato ed è entrato in campo in questa seconda frazione di gioco. È entrato in pista Alberto Dalla Vecchia con il numero 10. Poi abbiamo col numero 9 Rigo, con il numero 13 Andrea Poli e col numero 19 Damiano Dalprà. Questo è il quintetto del Thiene e la partita è incanalata a ritmi notevoli. Poli blocca di nuovo al primo minuto di gioco, e cioè ancora al 26esimo per segna Poli su passaggio imbeccato da Conzato. La squadra del Seregno si era un attimino disunita, proteste dalla tribune, proteste nei confronti del direttore di gara. Adesso è Chirino che viene in avanti, tiro raso terra, sfiora la porta di Dalla Vecchia, ancora il Seregno in attacco, chiude però Dalprà, riconquista palla e sta impostando l'azione Conzato, però Fiazza ruba la palla a Rigo, serve Chirino che però non riesce ad andare a conclusione. Ancora insiste il Seregno, un tiro di Fiazza, non trova lo specchio della porta. Ritmi ancora indiavolati, questa volta mi sembra più il Thiene, è entrato a sprombattuto. Sta di fatto comunque che ha portato a 4 le reti dei gialloblu. Poli che ancora adesso va a conclusione. Palla a 2. Recupera palla il Seregno. Chiude però Poli, ancora fasi un po' rimbalzanti di gioco. Tessarolo per la palla, viene fermato da Conzato, deve ripartire il Seregno dalla propria metà pista. Tessarolo infatti scaglia nuovamente all'indietro per Chirino, serve Tessarolo che non arriva in tempo. Ancora Alberio tocca Dalla Vecchia, Dalprà che viene in avanti, una bomba che viene fermata da Dimone, portiere del Seregno ben piazzato, riesce a chiudere
e a fermare il tiro di Dalprà. Allora è Fiazza, fermato il tiro, Conzato non insiste, dà all'indietro a Rigo che però si allunga troppo la palla, recupera Tessarolo, serve Fiazza troppo alto, buona l'esecuzione ma troppo alto sopra la traversa della porta di Dalla Vecchia, azione ben congegnata da parte del Seregno, poteva sortire l'effetto desiderato, non è stata così, recupera palla Chirino non riesce a tirare, allora riparte il Tiene con Poli, Dalprà, tiro, para Dimone, ancora Seregno in avanti con Tessarolo che però viene chiuso anche se mantiene il possesso della pallina dandola ad Alberio. Chirino, nulla da fare, blocca Dalprà, smanaccia su un passaggio un po' troppo avventato, non riesce Poli ad agguantare la pallina, adesso ritorna il passaggio, ancora Dalprà Poli, Dalprà Poli, alla fine la difesa del Seregno va a chiudere, pallina alta, alza Dalla Vecchia, impenna il conclusione del Seregno, deve liberare Dalprà su Conzato, si apre il Tiene, viene avanti con Rigo, dà a Dalprà che consegna la palla a Conzato, scende sulla destra, troppo in avanti, ma c'è Poli piazzato dietro la porta di Dimone. Dalprà il passaggio di ritorno troppo debole e l'ha capito Fiazza che va a conclusione, tiro molto teso, ben indirizzato, deve prodursi in un tuffo Dalla Vecchia per sventare la conclusione del giocatore del Seregno. Ecco, allora quando siamo al quarto minuto del secondo tempo, Chirino, chiuso però da Rigo, recupera Mandarini, Poli, ancora Rigo, chiude però Alberio, la palla alla fine perviene ancora al Seregno, che però non riesce a costruire l'azione in attacco, passaggio di Poli per Rigo, tiro quasi immediato, para Dimone, oppure la pallina sfiora il palo, non abbiamo visto dalla velocità dell'esecuzione. Allora Chirino si libera di Rigo, va al tiro, para Dalla Vecchia, rimbalzo, non viene centrato da Alberio, conclusione di Rigo, riesce a conservare il possesso della pallina, la indirizza a Conzato, ancora Rigo, non riesce a trovare lo spazio per il tiro, deve ricostruire l'azione dalla propria metà campo, infatti perde pallina Marco Mandarini, Fiazza non riesce per il ritorno di Mandarini che caparbiamente è riuscito a recuperare palla. Fase un po' confusa, cadono in due, l'arbitro De Palma non fischia niente, quindi non c'è volontà di commettere falli. Mandarini tentava di andare verso la porta di Dimone, chiude però Fiazza, ancora Rigo per Mandarini, tiro, sfiora il palo. Aveva fatto sedere Dimone, però non riesce, altra conclusione di Tessarolo, para Dalla Vecchia, bombardato dai tiri da circa una ventina di metri. È la terza volta che riescono a trovare lo spazio giusto per far partire dei tiri ben calibrati i giocatori del Seregno, però per il momento Dalla Vecchia vede partire la conclusione e riesce a parare. Quando siamo al
sesto minuto del secondo tempo. Palla in attacco al Seregno, tocca Fiazza per Tremolada, interviene Tessarolo, ancora Tremolada per Fiazza, riesce nell'azione, riesce Fiazza ad andare davanti a Dalla Vecchia, che però ci mette il guantone e chiude ancora per l'ennesima volta il tentativo del Seregno. Tiro di Rigo, rimbalza, no scusate, Conzato, rimbalza davanti alla porta, non riesce comunque ad andare più a tirare, ce la fa Poli che trova un Dimone attento che gli respinge la palla, adesso è Luotti che retrocede troppo tanto da andare addosso al proprio portiere Dalla Vecchia. Allora ancora il Tiene con Luotti, Poli si gira, va davanti alla porta, gli porta via la palla Luotti che però non riesce a tirare. Ancora insiste il Tiene nella costruzione dell'azione, ancora 10 secondi per andare al tiro, altrimenti sarà cambio palla. Tira infatti Luotti, la pallina rimane lì, se ne avvede Dimone, la sparacchia via, quindi ripartenza del Seregno con Alberio, Fiazza da a Tessarolo, temibili i giocatori perché anche da circa metà campo riescono a far partire dei tiri molto tesi, ben indirizzati. Recupera palla Poli del Tiene, Poli del Tiene sul 7 all'ottavo minuto, 33esimo minuto, ancora Poli, seconda rete nel secondo tempo, terza rete della partita. Un tiro ben eseguito da circa una quindicina di metri, una decina scusate, e sul 7 di Dimone nulla da fare per il portiere del Seregno. Si apre un pochino il risultato, siamo 5-1 in questo momento. Ha ripristinato il Tiene il proprio gioco, è riuscito a costruire, a mettere in campo quei movimenti che gli consentono di sviluppare azioni che portano al gol. Ancora Conzato, non riesce il passaggio, è Tremolada, troppo debole il passaggio, e allora Ballardin che serve Luotti, Ballardin, alza la pallina, la schiaccia giù, nulla da fare, sfiora il palo, nulla da fare, allora ripartenza del Seregno, Fiazza si allunga troppo la pallina e consente il recupero da parte della difesa giallo-blu che si porta in avanti con Luotti. Ancora scambia con i propri giocatori, Conzato non se ne avvede, adesso dà appoggio al gioco di Luotti e Ballardin. Ballardin tenta di liberarsi, non supera Alberio che gli tocca la pallina e riesce a fermare l'azione. Allora Tremolada non trova compagni da piazzare la pallina, recupera Ballardin, supera anche Tremolada, Ballardin dà alla fine per Luotti, ma il passaggio è contrastato dalla stecca del giocatore del Seregno, non riesce ad andare a buon fine. Altro tiro di Fiazza, altra parata di Dalla Vecchia. Ancora Luotti che insiste sull'azione, serve Conzato, tocco velenoso, riesce Dimone a parare. Mandarini tira, para Dimone, ottima la parata del giocatore, ha alzato proprio il braccio con la stecca per bloccare il tiro, forse aveva capito l'intenzione dell'attaccante del Tiene e quindi l'ha aspettato al varco ed ha rintuzzato
il tiro indirizzato sulla destra del portiere del Seregno. Ancora il Seregno in avanti con Tremolada, spara all'indietro per Piazza, conclusione da lontano, non inquadra lo specchio della porta, ribattuta dalla balaustra di fondo. Rete, muove palla e tiene, però l'arbitro era lì piazzato, aveva rubato il tempo Luotti, si erano capiti con Conzato, uno sguardo d'intesa, passaggio, tiro, rete, però non convalidato da De Palma, che si stava recando sul posto per le proteste da parte di un giocatore. Allora è Ballardin che viene in avanti, si libera di 3 giocatori, alla fine deve scaricare all'indietro per Luotti su Mandarini, azione del Tiene, ennesima discesa di Mandarini che serve, Ballardin che serve Mandarini, si distende Dimone, para. Troppo telefonate queste conclusioni del giocatore numero 7 del Tiene, deve fare di più per segnare. Vediamo, e infatti eccolo qua al 37esimo della partita, ci ha fatto vedere quel di più Mandarini e infatti ha segnato, tiro accompagnato, non se ne ha visto il portiere del Seregno e ha segnato Mandarini portando a 6 le reti del Tiene. Ottima l'esecuzione del numero 7 giallo-blu, l'avevamo chiamato e ci ha fatto vedere quel di più che è capace di fare per segnare le prime 2 conclusioni parate dal portiere del Seregno. Effettivamente erano un pochino, non dico telefonate, ma si riusciva a capire l'intenzione del giocatore. E allora ha fatto quel di più che gli ha consentito di siglare la 6ª rete della partita. Adesso è Tremolada che viene in avanti, ha perso un pochino di smalto l'azione del Seregno, si affidano a conclusioni dalla metà campo, contrasti molto feroci sulla linea mediana. E Ballardin che viene in avanti, chiuso da Vaghi, numero 30 del Seregno, messo in campo dal signor Giaroni. Ha messo in campo Vaghi, tanto per dare anche un po' di fiato. Ricordo che il primo tempo, la prima frazione di gioco veramente intensissima, soprattutto da parte del Seregno, che non ha mai dato respiro ai giocatori di casa. Adesso deve per forza rifiatare, ottima il passaggio Ballardin, Mandarini gli ritorna un assist pregevole, riesce non si sa come Dimone a bloccare il tiro. Adesso seconda conclusione di Tremolada che non trova lo spazio giusto, però mantiene recupera palla Luotti, vengono in avanti i tienesi mentre il ripiegamento del Seregno molto più debole e effettivamente si fanno sentire anche, oltre che sul fiato, sulle gambe, la prima frazione di gioco giocata ad un ritmo veramente inferocito. Sta mietendo qualche vittima
Non a caso il mister Giaroni del Seregno dà giro panchina e dà spazio adesso a Vaghi. Tiene però è pronto su tutte le palline a rintuzzare, non riesce più il Seregno a venire su dalla propria metà campo. Per il forcing del Tiene adesso si produce con Mandarini. Alla fine infatti il passaggio di Tremolada troppo forte per il 17 Tremolada. Riparte il Tiene con Ballardin rintuzzato da Vaghi. Alla fine con Tremolada riescono a rubargli palla. Riparte Chirino, fallo di squadra commesso da Rigo, troppo veemente l'azione con la stecca. Tremolada. Tremolada ancora, a conclusione il Seregno, però non sulla porta di Dalla Vecchia che non tocca pallina. Ancora Mandarini, tocco per Ballardin, recupera palla Rigo, chiudono lo spazio il Seregno che riparte ma la pallina troppo in avanti. Mandarini, fase sicuramente un po' più confusionaria di gioco da parte delle due formazioni, la stanchezza sicuramente ha fatto tanto. Mandarini para Dimone, se era riuscito a liberarsi e a portarsi davanti al portiere, va a concludere, para però il Filippo Dimone, para e time out chiamato da Giaroni, primo time out del secondo tempo quando mancano 8 minuti al termine dell'incontro, primo time out chiamato da Giaroni. Allora, riprende il gioco, muove palla i giallo-blu del Tiene e Luotti che viene in avanti, dà all'indietro a Mandarini, Luotti, Mandarini, tiro, para Dimone. Adesso il Seregno vede i due Tremolada in campo, Luca e Marco, e poi Vaghi e Chirino. Azione in avanti con Poli passa all'interno, non arriva la pallina a Mandarini, palla ancora in attacco del Tiene e Poli, sono ancora 20 secondi di tempo, chiuso da Vaghi, riesce a servire Rigo, manca ormai pochi secondi, alla fine fallo di squadra di Tremolada. Tocca il giocatore, cade a terra, siamo 6-6 il conteggio dei falli. Riparte Tiene, c'è Rigo che sulla ribattuta di Dimone aveva conquistato pallina, Chirino come una scheggia viene in avanti, alla fine fra Luotti e Mandarini riescono a chiudere,
non riesce più ad arrivare in porta, se non con tiri da lontano il Seregno. Gli manca forse quella lucidità che abbiamo visto in tutto il primo tempo mettere in forte difficoltà il Tiene. Adesso però la fatica si fa sentire e anche i passaggi non sono più precisi come quelli di inizio gara. E Tiene che viene in avanti, Mandarini dà a Pellizzari che tocca la prima partita, il numero 8 del Tiene. E Poli adesso che dà appoggio all'azione. Pellizzari si fa vedere, va a conclusione, para Dimone, tiro non di tante pretese, recupera palla però il Tiene proprio con Pellizzari che porta in avanti l'azione, si libera di due giocatori, tira, esce però la conclusione, ancora il Tiene però in possesso palla, Pellizzari, Rigo a centrocampo. Fanno trascorrere anche il tempo i giocatori di casa, ormai sicuri di un certo risultato, una distanza notevole fra le due formazioni sul conteggio dei gol, anche se niente si può dire finché il fischio dell'arbitro non decreterà il termine dell'incontro. Tremolada in avanti il Seregno, dà al fratello Luca Marco, poi Vaghi, entra Rigo, blocca l'azione, passaggio per Poli che dà a Mandarini in perfetta triangolazione, tiro di Mandarini, Dimone chiude ancora una volta, si distende sulla porta e quindi chiude la conclusione di Mandarini. Rigo, Poli, Mandarini si gira, nulla da fare, ribatte Dimone, la pallina ritorna a Mandarini che in caduta libera, questa volta non sbaglia, a 1 metro dalla lunetta, non sbaglia Mandarini, mancano 4 minuti al termine dell'incontro, quindi al Mandarini seconda rete personale al 46esimo della partita, 7 le reti per i gialloblu di casa. Ancora si distende il Tiene, però Chirino ruba palla, conclusione violenta, para Dalla Vecchia, pallina che gli resta lì davanti, deve scagliarla via con la stecca. È il primo tiro dopo parecchio tempo da parte del Seregno. Adesso Alberio serve Chirino, se non vado errato, recupera il Tiene. Rigo, poi Poli per Rigo, tiro senza pretese, raso terra, para Dimone e questa volta Dalla Vecchia forse si tuffa, si aspettava un tiro molto più forte, rete di Fiazza se non vado errato, prima rete del secondo tempo di Fiazza al 47esimo. Porta a 2 le reti del Seregno, la conclusione di non forte, forse Dalla Vecchia si aspettava un tiro molto più teso, alla fine gli è arrivato sotto il corpo e l'ha deviata all'interno della porta. Quindi seconda rete del Seregno, tiro di Fiazza, vediamo, mancano 3 minuti e 24 secondi al termine dell'incontro. Dal 6-1 che avevamo detto siamo a 7-2 adesso, quindi come si è proprio detto nulla si può dire finché non termina
la partita finché l'arbitro non dà il fischio finale. Altro fallo di squadra combinato al Tiene, 7-7 il conteggio dei falli. Palla al Seregno per questi ultimi 3 minuti di gioco. E Fiazza che viene in avanti, scatto personale, ancora tiro, questa volta nulla da fare. Recupera palla Chirino, alza la conclusione sopra, molto distante dalla porta di Dalla Vecchia. E riparte Rigo. Rigo alla fine che si libera di Fiazza. Viene ancora su, gira dietro la porta, mantiene il possesso della palla, anche se alla fine gliela rubano il Seregno. Alberio, Fiazza, conclusione, para Dalla Vecchia, questa volta il rintuzza col guantone, il tiro, forte tiro di Fiazza, altra bomba di Chirino, para Dalla Vecchia, la pallina è fuori addirittura dalla lunetta, però forse l'ha colpito, toccato un punto non coperto dalle protezioni, infatti si piega il gigantesco portiere del Tiene. Ancora insiste nell'azione il Seregno, blocca Poli, rilancia l'azione del Tiene assieme a Rigo, Mandarini, Pellizzari, Rigo, super Mandarini, chiude e va a conclusione Vaghi, para Dalla Vecchia, allora tenta l'azione di rilancio Poli, chiusa dalla difesa del Seregno che insiste nell'azione a corpo, e Alberio che tenta di rubare pallina a Mandarini che si libera dell'avversario, lo lascia sul posto, viene in avanti, dà a Poli, Pellizzari non trova il varco giusto per effettuare il tiro, allora serve Poli serve Mandarini che non arriva il passaggio, girata, passaggio a Rigo, palo, conclusione di Mandarini ed è rete di Mandarini al 48esimo della partita, ancora va a rete Mandarini, terza rete in pochissimi minuti, in giro di 11 minuti ha siglato 3 reti, ha riuscito a fare i tiri giusti. Adesso Poli davanti alla porta, riesce Fiazza in qualche modo a mettere in difficoltà Poli nell'ultimo momento quando stava effettuando il tiro, ribattimento di fronte, chiude Alberio e rilancia l'azione del Seregno a 45 secondi al termine dell'incontro, tiro di Vaghi molto alto e fuori dal quadrato, dal rettangolo del porta di Dalla Vecchia. 41 secondi al termine di questo bell'incontro che abbiamo visto. Due squadre si sono affrontate senza patemi d'animo, il Seregno è riuscito a mettere in forte difficoltà, adesso tiro di Mandarini, colpisce il palo, passaggio di Pellizzari per Mandarini, aveva colpito il palo. Come stavamo dicendo, il Seregno aveva messo in forte difficoltà, soprattutto all'inizio della partita, era passato anche in vantaggio a coronamento delle azioni ripetute fatte dalla squadra del Seregno Hockey. Poi piano piano il Tiene ha preso le redini in mano della partita, è riuscito a espandere il proprio gioco e a chiudere il primo tempo sul vantaggio di 3-1. Poi nel secondo tempo, vuoi per la fatica del Seregno, vuoi per la lucidità, l'esperienza che il Tiene possiede,
con 2 reti di Poli e 3 di Mandarini sono riusciti ad allargare il risultato fino a quello conclusivo di 8-2. Vediamo il signor De Palma che decreta il fine partita, giocatori in campo che si salutano, non resta che i saluti anche da parte nostra per tutti voi ascoltatori che ci avete seguito anche durante tutto il campionato. Come avevamo detto, questa è l'ultima partita in casa, l'ultima partita in telecronaca diretta sul canale YouTube della FIRSR, quindi non resta da parte mia che augurarvi una buona continuazione del campionato che terminerà la prossima settimana, una buona estate e a risentirci per la prossima stagione sportiva, pronti e scattanti per un'annata ai vertici, come è stata quella di quest'anno. Buon sabato a tutti voi e un buon fine settimana. Saluti a tutti da Modesto, un ringraziamento e un abbraccio a tutti voi. Grazie.